Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio sono 5 corpi senza vita recuperati sulla spiaggia di Marinella di Selinunte a Castelvetrano in provincia di Trapani. Appartengono tutti a migranti coinvolti in un naufragio avvenuto all'alba di oggi. Si pensa ci siano ancora una decina di dispersi. Si è svolta una manifestazione davanti al CPR di Pozzallo in provincia di Ragusa per chiederne la chiusura. Il corteo è stato promosso dalla CGIL e da numerose associazioni che definiscono i centri come veri e propri lager per migranti. Si è tenuta a Palermo la convention del Movimento per l'Autonomia in cui si è riunita la classe dirigente del partito per fare il punto dopo il patto federativo con la Lega di Matteo Salvini. Siamo qui per far rinascere lo spirito dell'autonomia, ha detto il leader Raffaele Lombardo. È stato ritrovato un inedito di Andrea Camilleri. Si tratta di un testo teatrale riportato alla luce dalla figlia Andreina, che lo ha trovato tra le numerose carte del padre conservate in casa a Roma. Chiudiamo con il meteo. Tempo stabile anche nella giornata di domani in Sicilia, cieli sereni e nubi sparse su tutto il territorio regionale, da segnalare un netto ribasso delle temperature rispetto alle medie dei giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguiti e arrivederci.